Buongiorno, è il 2 dicembre, è arrivata la neve, almeno qui al nord, in alcune parti, ci dà finalmente un'idea del Natale. Non levateci anche questa, perché almeno una percezione di queste vacanze o di questo periodo ce la possiamo avere. Però vedete il governo, Natale e Capodanno, solo nel proprio comune, è una ricostruzione che dà Repubblica mentre si litiga appunto all'interno del governo e ci sono tensioni sui divieti. Poi ci sono un po' tutti i quotidiani del nord-est, adesso ne parliamo, tante cose, Forza Italia cambia idea, non cambia idea sul MES, ma dopo insomma sono cose un po' più complesse sulle quali arriveremo con semplicità. Ieri sera abbiamo iniziato la puntata di Ring con Enrico Zanetti, gli abbiamo chiesto ma questa patrimoniale ha un senso? Ovviamente non passerà mai, ha spiegato molto bene, può avere un senso con una riforma complessa del fisco, ma ha detto una cosa interessante sul famoso cashback. Ricordate, no? Paghiamo con la carta di credito e ci torna qualche soldino, al massimo 300 euro in un anno. Potrebbero essere 150 nei primi giorni già entro alla fine del 2020, quindi sostanzialmente a dicembre. Ma cosa dice Zanetti? Se l'intento è quello di cambiare le nostre abitudini, quindi utilizzare meno contante e più moneta elettronica, poi di fatto arrivare un po' a colpire l'evasione fiscale, perché questo è uno degli obiettivi insieme alla lotteria degli scontrini, cosa facciamo? Con questi 3 miliardi non cambiamo le abitudini degli italiani, non è che siamo così tanto convinti di utilizzare maggiormente la carta di credito perché poi alla fin fine, o il bancomat, perché poi ci torna qualche centinaio di euro. È un intervento tipo bonus di un governo che non sa bene che politiche fare, perché poi alla fin fine l'unico dato è quello che sprechiamo 3 miliardi. Questo dice l'ex viceministro all'economia Zanetti ieri sera a Ring. Tutti ovviamente abbiamo in testa di fare il tampone prima di Natale per andare magari a fare questa cena ristretta con i parenti, con qualcuno, per vedere qualche amico o parente. Però cosa ha detto Bassetti? È assolutamente inutile, è fuorviante, finisce come dopo l'estate, che chi è rientrato ha fatto subito il tampone perché eravamo paranoici, il risultato che dopo qualche giorno però era positivo comunque, il tampone non l'aveva rilevato e poi insomma questa è la sua idea. Tra l'altro entro 15 giorni potrebbero arrivare i test fai da te, quelli di cui ha parlato ancora una volta Roberto Rigoli ieri sera in un'intervista che abbiamo trasmesso nel telegiornale di Antena 3. Anche i tamponi rapidi invece nelle farmacie, l'accordo è vicino, però come sempre sui soldini, cioè 22 euro a tampone non basterebbe per le farmacie. Berlusconi cambia idea sul MES, ma in realtà non è il MES, non è la parte salva 36 miliardi sulla sanità, è le regole di questo MES che secondo anche Giorgetti in una buona intervista oggi sul gruppo GE di La Stampa spiega, è un meccanismo vecchio, vetusto, non è come il recovery. Non va bene questa riforma, che tra l'altro va a intervenire nel momento delle crisi bancarie, ma insomma questo cambio di regole del MES non piace. Ora è a rischio il voto in Parlamento del 9 dicembre, perché Conte non potrebbe avere una maggioranza, che è un segnale ovviamente negativo che diamo poi all'Europa. E ripeto, cerchiamo di scindere le due cose, non c'entra i 36 miliardi per la sanità, su quello per esempio Forza Italia così come altri partiti sono d'accordo, però di fatto si allinea Berlusconi con Salvini e Meloni, ricostruendo questo centrodestra e forse restituendo il favore di qualche giorno fa sul scostamento di bilancio. Bene. Dimenticate un po' tutto quello che ci siamo detti, perché chiaramente queste regole cambiano di continuo. Vediamo se le trovo dove erano, sempre sul gruppo Gedi, ma sono un po' dappertutto. A qualcuno, mi pare il Gazzettino dica addirittura c'è l'ipotesi degli alberghi aperti, adesso non si capisce più niente. C'è il titolare della Post a Cortina che dice non voglio neanche pensare che gli alberghi stiano chiusi, a sto punto è meglio se ci annettono all'Austria o alla Svizzera, posto che l'Austria oggi probabilmente annuncerà la chiusura delle piste. Regioni chiuse dal 20, passano solo i residenti, ma come avete visto dall'anticipazione di Repubblica potrebbe essere un Natale, perché mi chiamano durante il Natale addirittura negli stessi comuni, cioè non si potrà uscire dal comune. Questa è una delle ipotesi. Niente sci oppure quarantena se andate all'estero o tampone. I cenoni sconsigliati tra chi non è convivente.
coprifuoco alle 22, la messa della mezzanotte alle 20, si discute della riapertura delle scuole il 14 dicembre, insistono persino il presidente dell'associazione dei presidi, l'abbiamo detto ieri sera, Ringa ha cambiato idea, ha detto attenzione, siamo sicuri di riaprire proprio adesso in tutta fretta, non ci sono i bus, rischiamo una curva ulteriore. Anche lui ha cambiato idea, solo qualche giorno prima aveva detto qualcosa di diverso sui giornali. Bene, ci sarebbe l'ipotesi di dire un solo figlio dal genitore anziano, quindi il DPCM a questo punto potrebbe, arriverà nelle prossime ore vi ricordo Speranza riferirà al Parlamento qual è il piano vaccini, le 300 punti in tutta Italia, arrivano 202 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021, un solo figlio a casa dei genitori anziani. Ma vi pare una cosa sensata? Cioè, noi scriveremo nel DPCM una cosa che ovviamente non possiamo andare a controllare perché non possiamo fare irruzione nelle abitazioni intanto è ripreso a nevicare, durante le feste, ma perché è una forte raccomandazione, come abbiamo imparato, cioè scriviamo una cosa che è una stronzata, perché alla fin fine non è che ognuno di noi vuole andare a casa dei familiari con il rischio ovviamente di far loro male, di perderli un domani se sono persone anche in condizioni delicate. Si dice ovviamente devono avere la FFP2 per quanto riguarda le mascherine perché siano più sicuri, ma noi dobbiamo scrivere sul DPCM un solo figlio va dai genitori, una regola che è una forte raccomandazione, che è inutile e che ovviamente ognuno di noi ha per quale ognuno di noi ha un'attenzione, e non abbiamo fatto gli interventi forti, determinanti, incisivi per evitare una seconda ondata, come più volte abbiamo detto, ha raccontato Ricolfi nei giorni scorsi, come hanno fatto almeno 4-5 paesi nella sola Europa, 27 nel mondo, cioè evitare la seconda ondata. Facciamo le forti raccomandazioni. Quindi il governo è diviso, l'abbiamo detto, su questa cosa. Ieri sera il sondaggio sulla patrimoniale, ovviamente il 60% ha detto no, 40% anche sì, invece per quanto riguarda il sondaggio di Ring. Sul Recovery Fund c'è il Recovery del Veneto, 24 miliardi cuberebbe, con i progetti come sono 155, l'idrovia Padova-Venezia, la gestione delle acque a Cortina, il biglietto unico per il trasporto pubblico, infrastrutture ancora, la Nogara Mare, la Mestre Cesena, insomma tante cose. Però interviene Enrico Carraro, presidente di Confindustria del Veneto, e dice due cose molto importanti. La prima è sul recovery nazionale, quindi la famosa struttura, i 3 ministri più uno, i 6 commissari e poi i 300 funzionari, tutte queste cose qua. Uscire dalla logica dei soldi a pioggia, dice Carraro oggi sul gruppo Gedi, Roma non crei inutili sovrastrutture, altrimenti nel momento in cui finalmente andremo a gestire questi soldi poi ci saranno 1000 lungaggini, 1000 strani rivoli, lentezza, che è come i debiti della pubblica amministrazione. Abbiamo raccontato che circa 3,6 miliardi degli 8 dello scostamento di bilancio sono quelli che erano i soldini delle pubbliche amministrazioni, debiti che avevano le pubbliche amministrazioni che dovevano dare alle imprese, che non sono riusciti a dare, e adesso gli diciamo che sono nuovi soldini che gli diamo come ristori, ma sono sempre i soldi che queste imprese dovevano avere e non sono mai arrivati. Conte di fatto dice che saremo tutti gialli plus. All'Aimo, mi pare sul Gazzettino di oggi, tanto 3 stelle Michelin confermate a Padova, il Quadri a Venezia, insomma, il fratello manager dice che chiudere i ristoranti è assurdo perché è più sicuro che fare il cenone a casa. Dicevo Giorgetti, questa bella intervista oggi, che parla della cultura dell'invasione pubblica nell'economia, quindi all'Italia, Ilva, Monte dei Paschi, insomma là dove il paese, il governo, lo Stato ha sempre fallito, ora torniamo a intervenire. E poi dà un indirizzo insomma sulla Lega in Europa, su tante cose. C'è poi un aspetto interessante che è quello di Francesco Zambon, che è il coordinatore dell'OMS a Venezia. Lo intervista Michele Nicolussi Moro per il Corriere del Veneto oggi, ed è contro questa narrazione del paese che è stato il più bravo, il primo ad avere il virus nell'Europa, che è stato primo più bravo, primo degli altri nella prima ondata. Bene, c'è quella famosa inchiesta di Report della quale parliamo sempre, per cui Ranieri Guerra Veneto non vuole rispondere, e
e che dice che, attenzione, noi non è che avessimo proprio un piano pandemico nel nostro paese, era il piano anti-influenza, così l'ho capito, insomma, era il piano anti-influenza del 2006 con un cambio, diciamo, di veste. E questa cosa, sottolineata da un'inchiesta, appunto, da un piano, da un'analisi fatta proprio da Zambon e il suo team, rischia di costare il posto a Zambon, questo, ricordo, funzionario dell'OMS, coordinatore in Veneto, che di fatto dice: io non ho mai voluto mentire, perché questa era la nostra analisi, questo era quello che noi abbiamo detto e scoperto. E lui racconta molto bene questa vicenda. Non viene convocato dalla magistratura, che sta indagando su questo, perché l'OMS dice che è un funzionario, è un diplomatico, quindi non può essere chiamato. E allora racconta ai giornali, in questa bella intervista, tutto quello che appunto avrebbe e vorrebbe dire. Bene, è tutto, ci vediamo sul sito ferdinandavarino.it, dove oggi riprendiamo alcune cose ovviamente, e domani sera a Ring su Tele4. Buona giornata.